Studentessa aggredita a Monigo lungo la Feltrina, un 45enne pregiudicato la travolge in bici per farla cadere e poi la strattona per rubarle la borsa. Alle grida della sedicenne l'intervento dei carabinieri, bandito arrestato. Indignazione e rabbia a Breda di Piave per un cagnolino ucciso stamane da ignoti e senza un perché. L'animale apparteneva a un bambino che solo poche settimane fa aveva drammaticamente perso il papà. Obiettivo centrato per il Vax Day dedicato agli over 80 della Marca, finora rimasti fuori dalla vaccinazione a flusso regolare. Soddisfatta l'ULSS che guarda ora le fasce più giovani nei Vax Point, anche i carabinieri. Riaperture dal 26 aprile, i ristoratori di Treviso si preparano per il lento ritorno alla normalità, anche se le misure previste non soddisfano tutti. Il sindaco promette sui plateati ci aiuteremo. I gestori intanto il ritorno a scuola per tutti sempre dal 26 spiazza le aziende di trasporto pubblico. Nei bus attualmente la capienza è al 50%, l'allarme di Mom, la guerra del prosecco, il mancato rinnovo dei vertici della DOCG. Per la prima volta prendono la parola le cantine sociali lanciando un messaggio chiaro ai privati. Volley, stasera gara 1 delle finali scudetto al Palaverde. L'Imoco Conegliano affronta la nemica di sempre, il Novara Pantere, a caccia di un altro trionfo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano con quanto successo sulla ciclabile lungo la Feltrina, dove una giovane studentessa di 16 anni è stata aggredita da un uomo di 45 anni che è stato subito arrestato dai carabinieri. La cronaca nel servizio di Luisa Bertini. Aggredita in pieno giorno, fatta cadere, strattonata per una borsetta. Ieri pomeriggio una ragazzina di 16 anni sulla ciclabile lungo la Feltrina è stata travolta da un 45enne, anche lui in bici, nel senso di marcia opposto, che l'ha fatta cadere con l'obiettivo di rapinarla. Una volta a terra la strattonata, lei ha iniziato a gridare mentre il malintenzionato l'afferrava per un braccio. Scene che richiamano alla mente la recente aggressione subita dalla 26enne Marta Novello a Marocco di Mogliano, accoltellata dal suo rapinatore mentre faceva jogging. Ma a scongiurare il peggio ieri l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Treviso che, richiamata dalle grida disperate della ragazzina, è riuscita a bloccare l'uomo. Ieri hanno tratto in arresto un uomo 45enne per tentata rapina in danno di una ragazza. È stato provvidenziale l'intervento di una pattuglia dei carabinieri che transitava nelle vicinanze e che è stato richiamato dalla richiesta a gran voce di aiuto da parte della ragazza. Quindi il tempestivo intervento dei militari consentiva di interrompere l'azione criminale. Questa operazione di polizia non è il frutto del caso, ma è il risultato di una costante attività di controllo e di vigilanza sul territorio che l'Arma dei Carabinieri pone in essere giorno dopo giorno. Tanta la paura per la giovane studentessa di origine straniera residente in città, che subito è stata trasportata al Caffoncello e fortunatamente se l'è cavata con qualche lieve contusione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti, per tentata rapina aggravata, è stato arrestato in flagranza, condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Breda di Piave un cagnolino è stato ucciso questa mattina e l'episodio ha provocato un'ondata di indignazione, anche perché Cioco, questo il nome dell'animale, apparteneva a un bambino di 11 anni già duramente provato poche settimane fa dalla perdita del papà. È una cosa che non è giusto anche perché ho un bambino a casa di 11 anni che il cane è suo e non gliel'ho ancora detto e non so neanche come dirglielo. Saletto di Breda, alle 10 di stamattina, lungo l'argine del Piave, il proprietario di un vivaio avvisa Sabrina Caputo, che abita a Candelù, di aver trovato il suo cagnolino, Cioco, agonizzante, al collo la pettorina con la medaglietta di riconoscimento, sul fianco un foro e una chiazza di sangue, ucciso con uno sparo forse o un colpo di forcone. L'unica cosa che mi viene da dire è stata una cosa crudele, perché posso capire che un cane possa dar fastidio perché magari è entrato dentro una proprietà privata, tutto quello che vuoi, però dal momento in cui c'ha un collarino, c'ha la medaglietta, c'è un numero di telefono, chiama e mi chiami e mi dice guarda che c'è il tuo cane qua, vieni a prendertelo. Quindi non posso dire altro che sì, un atto crudele e basta, perché non si può fare una roba del genere. La proprietaria dell'animale ha subito sporto denuncia. Sul posto i carabinieri, la polizia locale, il servizio veterinario dell'ULSS 2. Un cagnolino di 3 anni, Cioco, che gironzolava spesso in questa zona. Cosa vuoi giocare tu? Con la palla? Chi ci vive e ci lavora lo conosce, un cane docile, dicono, che non dava fastidio a nessuno. Le indagini ora mirano a individuare il responsabile. Deve pagare una roba del genere, uno lo deve pagare, salato, perché ho fatto questo, ho chiamato voi, non quanto perché per una pubblicità o le robe, perché
non succeda ad altri cagnolini che abbiamo qua, soprattutto perché a casa ho una bambina di 10 anni e il padroncino di questo aveva 10 anni, che un mese fa già gli è successa una disgrazia tremenda e oggi succede questo. Il piccolo padroncino di Cioco ha perso il padre un mese fa. Chissà se chi ha fatto questo ne è consapevole e se è il responsabile di altre sparizioni. Ho percepito qualche informazione da qualche vicino qua che hanno detto che ultimamente sono spariti un paio di cani anche a loro e non vorrei che questo fosse stato il terzo cane. Allora perché non si percuote ancora su altri cani di tanti noi qua coetanei? È bello farlo presente a tutti quanti, insomma, ecco. Parliamo adesso del Vax Day che si è tenuto oggi nella Marca. In realtà è ancora in corso, le operazioni si stanno concludendo in questi minuti. Si dice soddisfatto il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, che guarda già alle prossime vaccinazioni. Contiamo entro stasera di arrivare alle 3.000 che avevamo previsto. In compenso abbiamo fatto anche diversi vulnerabili. L'obiettivo fissato dall'ULSS 2 è stato centrato, ovvero vaccinare il più alto numero possibile di quegli over 80 che per diversi motivi rischiavano di rimanere fuori dalla campagna vaccinale e che negli ultimi giorni sono stati convocati uno a uno con l'aiuto di comuni, servizi sociali e volontari. La fotografia sarà però completa solo giovedì prossimo, dopo la 3 giorni di vaccinazioni sugli allettati ultraottantenni condotta dai medici di base. Coperta la fascia più delicata, l'ULSS si concentrerà sulla classe 70-79, dove più di 1 su 2 ha avuto la prima dose, poi i sessantenni, ma si guarda oltre. Arrivare a fine maggio avendo fatto già i 60-69 sarebbe un grande risultato. Quindi dai primi di giugno si potrebbe scendere ulteriore e andare dai 30 ai 59. Facciamo i giovanissimi, in poche parole, sì, certamente. 40, 50, 30 le persone più giovani. Conti che al momento si basano sulle prospettive di consegna indicate dal commissario Figliuolo. Se, come ci è stato detto dal commissario generale Figliuolo, noi avremo i vaccini con quella quantità, quindi anche per la provincia di Treviso, per l'ULSS 2, quei 40.000 vaccini alla settimana, io direi proprio di sì. L'ULSS 2 si aspettava almeno 2.000 vaccinazioni e per questo sono state scongelate 4.167 dosi. Nel prossimo servizio il perché: non ci saranno dosi inutilizzate, soprattutto le voci degli over 80 raccolte questa mattina da Lucio Zanato a Villorba. Moderna, se non si apre la fiala, dura 30 giorni. Il Pfizer, una volta scongelato, se rimane chiusa la fiala, dura 5 giorni e anche l'AstraZeneca può essere conservato diverso tempo in frigorifero. Mentre se noi facciamo le siringhe, quella siringa deve essere poi utilizzata entro 6 ore. Ecco perché nei 6 centri vaccinali dell'ULSS 2 non si sprecano i vaccini. Come oggi ad esempio nella prima giornata dedicata agli ultraottantenni. Dalle boccette alla preparazione delle iniezioni è variata costantemente in base agli arrivi degli anziani, in questo caso nel bocciodromo di Villorba trasformato in centro vaccinale. Un flusso costante ma senza code e attese e soprattutto tutti convinti della scelta. Quanti anni ha? 86. No, 96. Ci sono tanti suoi coetanei che non sono venuti a vaccinarsi perché hanno paura. Lei cosa gli dice? No, non vedo perché dovrei aver paura, è una forma di difesa, insomma anche questa. Bene, sono contenta Un po' paura però. Che idea? Ma adesso mi passa. Fatto tutto? Sì, abbastanza, tutto bene. Un po' di paura? No. Oh. Quanti anni? Ho fatto il militare. Immagino. Quanti anni? 87. Io sono per il vaccino e basta. In prima linea nel Vax Day di oggi anche i carabinieri, così a Riese. Siamo presenti con pattuglie in circuito di controllo del territorio e vogliamo testare tutta la nostra vicinanza alla gente che in questo momento si sta recando presso questo centro per le vaccinazioni. Sono scesi in campo anche i carabinieri in queste ore per dare supporto operativo a sanitari e volontari alle prese con le vaccinazioni degli over 80. Il polo di Riese, per esempio, è stato monitorato per tutto il giorno. Un afflusso molto regolare,
non ci sono state situazioni di criticità. Ad aiutare spazi appositi per le attese. Con il ripristino anche del capannone esterno, che è molto più protettivo rispetto al marciapiede in precedenza, direi che è molto accogliente, quindi le persone sono tranquille. Tranquillità, inutile negarlo, derivante anche da un altro fattore. Il vaccino di cui oggi disponiamo è Pfizer, i problemi li abbiamo viceversa per tutto il bailame che è stato fatto intorno ad AstraZeneca nei giorni in cui abbiamo AstraZeneca. Signora, com'è andata questo vaccino? Beh, insomma, mi sembra al momento bene, dopo non lo so. È contenta di averselo fatto? Sì, questo sì, perché con quel che si sente. Beh, mi sento anche bene. Contenta anche di farlo, però ha pazienza ad aspettare. Paura no, paura che non fa tale che punture. E a chi non si è voluto presentare, la signora Norma manda un messaggio abbastanza chiaro. A chi che non viene? A chi che non viene? Dico chi si matti. Vaccini da una parte, riaperture dall'altro, queste le reazioni dei ristoratori trevigiani all'indomani delle linee guida annunciate dal governo. Un sospiro di sollievo sì, ma a metà, all'indomani dell'annuncio che i ristoranti potranno riaprire dal 26 in zona gialla a pranzo e a cena, ma all'aperto c'è chi mette in rilievo le zone d'ombra del provvedimento. Difficile dipendere dal meteo, in alcune località, specie la sera, il coprifuoco mantenuto alle 22 e l'impossibilità di riaprire per chi non dispone di spazio esterno. Vivo questa doppia situazione sulla mia pelle, nel senso che qui fortunatamente riusciamo a gestire bene l'esterno, abbiamo 60 posti distanziati e qui mi salvo bene. Nell'altro locale, insomma, è una vecchia osteria e purtroppo avendo pochissimi posti esterni, 6-8, non mi conviene nemmeno aprire. Tengo chiuso, sì, finché non possiamo servire la gente dentro. La cosa ci fa molto piacere, ovviamente soltanto l'esterno diventa una cosa pratica per chi ha la possibilità di usufruirne e un po' meno per chi ovviamente questa disponibilità non ce l'ha. Abbiamo il plateatico dall'inizio del lockdown, quindi questo ci ha sicuramente agevolato. Certo, la chiusura alle 22 non ci aiuta. Intanto Casugana rinnova la volontà di essere a fianco delle attività, specie sul fronte dei plateatici. Un passo in avanti verso quella normalità che noi tutti sogniamo ormai da 14 mesi è stato fatto. Siamo disposti a mettere in campo tutto quello che possiamo fare, da scontare quelle che sono le tasse di occupazione di suolo pubblico ad ampliare gli spazi messi a disposizione e a mettere in campo anche procedure sburocratizzate come abbiamo fatto a Treviso, che nel giro di 48 ore ti autorizzano o meno la possibilità di allargare il plateatico. Tra l'altro dal 26 si ritornerà tutti al 100% in aula a scuola, così ha annunciato il Premier Draghi. Nei bus attualmente però la capienza è al 50% o verrà anch'essa riportata al 100% o reggere, dicono da MOM, sarà impossibile. Se il 100% la didattica in presenza vuol dire anche il 100% di capienza all'interno di bus. Impossibile pensare di trasportare a scuola dal 26 aprile il 100% degli studenti se la capienza dei bus rimarrà dimezzata. MOM, come le altre aziende di trasporto pubblico del Veneto, è rimasta spiazzata dall'annuncio del Premier Draghi. Avere la capienza al 50 e la didattica in presenza al 100 vuol dire per noi avere 450 autobus in più. È impossibile, non ci sono sul mercato, è impossibile reperirli anche perché i tempi sono strettissimi. In più c'è un problema anche sull'urbano perché non ci sono autobus specifici per l'urbano tra i privati e quindi abbiamo solo quelli dell'est urbano e quindi c'è un'oggettiva difficoltà a garantire questo rientro al 26 al 100%. Coladon si è subito sentito con l'assessore regionale Elisa De Berti e con il prefetto Maria Rosaria Laganà. Con quest'ultima la prossima settimana ci sarà un incontro per cercare di trovare la quadra, ma i numeri parlano chiaro. I mezzi pubblici sono sicuri, ribadisce il presidente di MOM, lo confermano anche i tamponi eseguiti all'interno sulle superfici di maggior contatto. Fino adesso abbiamo fatto circa 18 campioni e la prossima settimana ne abbiamo in preventivo altri, sono tutti negativi.
Abbiamo avuto la visita dei NAS, dei carabinieri, che hanno riscontrato la regolarità del nostro comportamento nei 5 depositi. Credo che quindi Momo stia facendo la sua parte. Resta il fatto, conclude Colladon, che tornare al 100% di didattica in presenza rimane un rischio, visto anche l'elevato numero di classi in quarantena. Io credo che se arrivassimo alla fine dell'anno col 50% di didattica in presenza e con gli apps al 50% è già un successo secondo me quest'anno. Poi il prossimo anno vedremo cosa succede. Mentre in tribunale si celebrava una nuova udienza del processo per gli ordigni esplosivi al K3, sede provinciale della Lega, in piazzetta Indipendenza accanto a Piazza dei Signori, gli anarchici manifestavano la loro solidarietà a Juan Antonio Soroche Fernandez, lo spagnolo di 43 anni accusato di aver piazzato le 2 bombe, striscioni, slogan sotto gli occhi della polizia che ha blindato la piazza per evitare disordini. Negli stessi minuti in corte d'assise sfilavano alcuni dei principali testimoni dei fatti dell'agosto del 2018, quando vennero posizionati all'esterno del K3 i 2 ordigni potenzialmente mortali. In aula anche l'attuale assessore all'ambiente di Treviso, Alessandro Manera, che insieme ad altri leghisti aveva rischiato di imbattersi nell'ordigno più potente mai deflagrato, contenente quasi 1,5 kg di esplosivo. Andiamo adesso a Montebelluna per parlare di controlli contro il degrado. Carabinieri della compagnia di Montebelluna e del 4° battaglione Veneto di Mestre impegnati in 3 distinti interventi antidegrado nel tardo pomeriggio di ieri in città. I controlli serrati sono stati effettuati con la finalità della prevenzione dello spaccio delle sostanze stupefacenti e della criminalità in genere nei pressi della stazione ferroviaria di Parco Manin e dell'area verde di via Cimamandria. Contrasto allo spaccio di stupefacenti in quelle che vengono ritenute zone a rischio, identificati una serie di soggetti, molti dei quali di origini straniere. Sono state effettuate una serie di perquisizioni che hanno permesso di rinvenire diversi grammi di stupefacente del tipo cocaina e marijuana. Un 21enne di Castelfranco e un 23enne nigeriano sono stati segnalati alla prefettura come assuntori, mentre un 35enne, sempre nigeriano, è stato denunciato a piede libero avendo con sé 5 dosi di cocaina e 185 euro in contanti. Sanzione per un 20enne di Montebelluna, senza patentino, sorpreso a bordo di un ciclomotore privo di targa e assicurazione, con sé anche 7 grammi di marijuana. Nell'ambito della medesima operazione, i carabinieri di Montebelluna hanno eseguito un ordine di carcerazione ai danni di un 40enne di paese di origine albanese, in quanto reo di aver commesso dei reati contro la persona nel lontano 2013. Sit-in di Fratelli d'Italia questa mattina a Monastier davanti alla casa occupata, diventata caso mediatico nazionale. Fuori gli abusivi, la proprietà privata è sacra. L'occupazione abusiva della casa di via Prolongo a Monastier di Treviso continua a far parlare di sé. Balzato al clamore mediatico delle cronache nazionali il caso della proprietà privata violata da parte di una donna nigeriana che ha aggredito la troupe di un noto programma televisivo. Ha fatto mobilitare con un sit-in il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia al grido di fuori gli abusivi dalle case occupate, la proprietà privata è sacra. Il governo dei migliori intervenga per dotare le forze dell'ordine soprattutto degli strumenti per poter cacciare di casa chi occupa abusivamente l'appartamento e la casa di una persona che se l'è costruita, pagata e che ha tutto il diritto di rimanerci dentro. Noi non possiamo permettere che ci siano sacche di impunità nel nostro territorio. La legge c'è e va rispettata, va fatta rispettare. Crediamo che i cittadini e chi opera in questo territorio abbia il sacrosanto diritto alla sicurezza e a non vedere occupare le case che sono di proprietà privata, che per noi è sacra. La giustizia su questo è ancora molto lenta, bisogna dare un'accelerazione e far sentire più vicina ai cittadini la presenza dello Stato. Parallelamente a Fratelli d'Italia a manifestare davanti all'abitazione il comitato Prima i Trevigiani. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità.
Di nuovo in studio per tornare sulla vicenda caldissima del mancato rinnovo dei vertici della DOCG del Prosecco Superiore, perché oggi per la prima volta prendono la parola le cantine sociali motivando la scelta di aver votato il blocco delle nomine. Intanto i soci piccoli viticoltori lanciano un messaggio chiaro ai grandi produttori. Ma lei come vede tutta questa storia della DOCG? Vogliono far passare, secondo me, viticoltori che conferiscono alle cooperative come viticoltori di serie B e i viticoltori privati essere viticoltori di serie A. Una voce dalla maggioranza silenziosa, quella degli oltre 1400 piccoli produttori, ossatura delle cantine sociali. Quelle cantine che si contrappongono nel muro contro muro con i produttori privati, maggioranza nel CDA del Consorzio Superiore Conegliano Valdobbiadene. E cantine coprotagoniste dello stop al rinnovo della dirigenza della DOCG più importante del vino più venduto al mondo. Criticate per questo, oggi hanno deciso di spiegare con chiarezza ai nostri microfoni il perché di questa decisione. Perché abbiamo ricevuto una PEC da parte del Ministero dell'Agricoltura nella quale ci chiedeva appunto di procrastinare il voto degli organi collegiali, in quanto non c'era chiarezza sullo statuto e sull'interpretazione della ripartizione dei seggi. Voi state aspettando una risposta del Ministero? Sì. In ballo c'è il controllo del consorzio, con tanti piccoli produttori come Oscar Puttin che chiedono di contare di più. Non mi sento tanto rappresentato, no, perché bisognerebbe avere un attimo di riguardo anche per le cooperative, secondo me, non solamente per i privati. Una vera e propria lotta tra le colline UNESCO, dove nessuno è disposto a cedere di un millimetro, ma solo sulle scelte politiche. Quando parliamo dei problemi seri degli agricoltori, quando parliamo di rese, quando parliamo di stoccaggio, quando parliamo della produzione e della valorizzazione del territorio, c'è sempre una unanimità nella considerazione di questa posizione. Tant'è che le cantine sociali sono convinte che tutto si appianerà molto presto. Quando il Ministero avrà dato la sua interpretazione, il muro contro muro finirà sicuramente, perché è quello che ci dà l'autorizzazione a essere un consorzio oggi. Ma dopo il nuovo Consiglio la contesa sarà sul successore di Innocente Nardi. Qualcuno non vuole Ludovico Giustiniani come nuovo presidente? Noi non abbiamo mai avuto preclusione per nessuno. Vogliamo sicuramente un presidente che sia condiviso e che sia interprete di tutte le anime del consorzio e dei produttori del Conegliano Valdobbiadene. E sull'argomento le cooperative rilanciano. Un presidente donna per la DOCG? Noi non abbiamo assolutamente nessuna preclusione. Se è donna, ben venga. Lo sport, tutto pronto al Palaverde dopo un anno di stop per la pandemia. Tornano le finali scudetto per il volley femminile. L'Imoco Volley gioca stasera gara 1 con la classica avversaria dell'Igor Novara. È la terza finale consecutiva tra Conegliano e Novara dopo le due giocate nel 2018 e 2019, vinte entrambe dalle Pantere. In questa stagione già 5 precedenti tra le due squadre con 5 vittorie dell'Imoco Volley. Insomma, i presupposti sono buoni. Andiamo adesso a Belluno. La mobilità in primo piano per la cronaca dal bellunese, da Venezia a Cortina in treno passando per la Valle del Cordevole. Il Comitato Ferrovia Dolomiti Bellunesi rilancia così la sua proposta. Un tracciato baricentrico a forte valenza turistica, 72 km nel cuore delle Dolomiti, 21 dei quali in galleria per lo sviluppo economico e sostenibile del territorio bellunese. La proposta del Comitato Ferrovia delle Dolomiti, che l'ha presentata a fine 2019 alla Regione, che ha già pronti 2 progetti diversi, mentre una terza soluzione è stata avanzata dai sindaci del Cadore. Noi facciamo questa proposta, però questa è supportata anche da una serie di dati fattuali. Per esempio, passando da questa parte, noi andiamo a collegare le aree, praticamente la totalità delle aree sciistiche del bellunese. È l'architetto dell'Osbel a illustrare i dati tecnici del tracciato che in un'ora potrebbe collegare Ponte nelle Alpi a Cortina. 1.200 milioni di euro il costo stimato dell'opera, da realizzare con finanziamenti statali e europei. È sicuramente un buon progetto. Tutti gli incontri che abbiamo fatto noi ci hanno confortato in questo senso. Tutti ci hanno detto che abbiamo fatto un gran lavoro e che il progetto poco gli manca a diventare un progetto preliminare vero e proprio. Il tracciato lungo la Val Cordevole, che garantirebbe un'equa distribuzione di vie di collegamento fra il Cadore e l'Agordino, è certamente il più oneroso, ma considerando i costi di rifacimento della tratta Ponte nelle Alpi Calalzo, i conti andrebbero per così dire in pareggio.
La Regione Veneto ha sempre detto che dovrebbe essere la provincia a decidere, no? La provincia in questo caso ancora non si è manifestata, quindi noi il nostro appello che facciamo è proprio questo, che la provincia dovrebbe mettere sul tavolo tutti e 4 i progetti e valutarli serenamente. Il presidente Padrin si è detto disponibile a coinvolgere tutto il territorio, la regione. Al contrario, il tracciato di riferimento lo ha già ed è quello che prevede il prolungamento della tratta da Calalzo ad Obbiaco. Per il presidente Zaia questo è un momento unico per realizzare l'anello ferroviario delle Dolomiti. Vista nell'ottica dello sviluppo della mobilità bellunese, il principio dirimente è la scelta. Andiamo a Feltre, dove l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Botaccina ha fatto un sopralluogo sui lavori di difesa spondale e ripristino funzionale dei corsi d'acqua Sonna e Ligont nelle località di Canal e Anzù, torrenti che possono anche rimanere per lunghissimi periodi completamente asciutti, ma che in pochissimo tempo possono anche riempirsi ed esondare. Torrente Ligont a ridosso del ponte di via Cattarossi e nel sottostante tratto canalizzato che arriva a costeggiare l'ospedale di Feltre. È qui che sono state realizzate dai servizi forestali regionali delle scogliere per eliminare alcune importanti erosioni spondali e ridurre quindi il trasporto solido che danneggiava le sottostanti infrastrutture. Siamo sul Ligont, è un corso d'acqua minore, vediamo normalmente è secco, però ha un tempo di risposta che è molto rapido. Cosa vuol dire? Vuol dire che se piove, anche in maniera non eccezionale, si riempie in breve tempo. Si genera un trasporto solido, arriva del materiale più a valle rispetto al punto in cui siamo noi, si ostruisce ed esonda. Teniamo presente che passa di fianco all'ospedale, quindi un punto particolarmente critico, ma non solo, passa sotto la strada statale, quindi attraversa una parte dell'abitato di Feltre e quindi è un punto assolutamente critico. Qui è un intervento che è stato realizzato dai servizi forestali regionali, sono circa 150.000 euro investiti, l'intervento si è concluso per quanto riguarda questa parte e poi dopo proseguirà in futuro sul tratto più a monte. 543.000 invece gli euro spesi sempre dalla Regione Veneto sul Sonna per proteggere a Feltre dall'azione erosiva un tratto della strada di collegamento per la frazione di Canal e ripristinare la funzionalità di un tratto arginale posto in prossimità dell'abitato. Stiamo facendo interventi anche sul Sonna. In questo caso non sono i servizi forestali ma il Genio Civile di Belluno, sempre regione. Comunque è un intervento, si è concluso una decina di giorni fa e ci saranno altri interventi che noi contiamo di fare nel corso dell'annualità 2021 e 2022 nella programmazione dei lavori che la regione mette in campo. Sull'altro fronte la provincia di Belluno sta studiando un intervento di pulizia del lago di Centrocadore simile a quello avviato qualche settimana fa a Santa Croce. Il lago infatti presenta in molti punti tronchi e detriti finiti all'interno del bacino a seguito degli ultimi eventi meteo del dicembre scorso che galleggiano in diverse parti del lago a seconda di come soffia il vento, rendendo difficili le operazioni di pescaggio dei Canadair, come emerso qualche giorno fa con l'incendio di Pozzale, quando si rese necessario dirottare il rifornimento proprio al lago di Santa Croce con notevole dispendio di tempo. Seguiranno altri sopralluoghi da parte della provincia per capire modi, tempi e possibilità di intervento anche con il necessario confronto con Enel. L'obiettivo è quello di avviare le operazioni entro l'estate 2021. Da Belluno e Treviso è tutto anche per questa sera, non ci sono aggiornamenti particolari dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo, buon sabato sera. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Bentrovati al meteo. È una circolazione instabile ad influenzare l'andamento del tempo in questa domenica 18 aprile. Vediamo insieme quali conseguenze avrà sul nostro territorio. Nel dettaglio sul Veneto non avremo condizioni di maltempo diffuso, ma insomma la giornata risulterà estremamente variabile. Il cielo sarà molto nuvoloso sin dal mattino, dal pomeriggio piogge sui settori montuosi e localmente fin verso le aree limitrofe pianeggianti, fenomeni intermittenti e in genere di debole intensità. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 15 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà un po' diversa. Molte nubi al mattino, poi a seguire precipitazioni via via più diffuse. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, cielo anche qui coperto con rovesci discontinui ovunque, localmente anche forti. Temperature minime intorno ai 4-5 gradi, massime sui 15 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti.